La crisi greca secondo me avrà ripercussioni qui in Italia, qui nella Marca? Ma sicuramente qualcosa, non penso che, non per la vicinanza geografica, sicuramente qualcosa avverrà, anche se il PIL greco è uguale a quello della provincia di Vicenza, però qualcosa sarà, insomma, sicuramente qualcosa succederà. E adesso queste banche che hanno chiuso i rubinetti si può prelevare soltanto 60 euro al giorno? È una protezione, è una conseguenza di un rischio di default, però l'Europa deve riprendere la gestione in mano e dargli un tempo giusto per farla rientrare, perché la crisi potrebbe essere complicata. E mi sembra che da questa crisi poi c'è qualcuno che ci guadagna sicuramente, tipo la Germania, dove ha già venduto tutte quante le quote delle banche e le quote che aveva. Penso sia un discorso estremamente ampio e speriamo poi che prosegua anche con la consultazione del popolo, tra parentesi, il referendum che era già stato promesso alcuni anni fa, se non sbaglio, da Il prossimo 5 luglio? Sì, anche Papa Andrea aveva fatto per avere un referendum. La Germania ha fornito al di sopra di tutto quanto dei prodotti che gli facevano comodo. I greci e i latini, lui pagherà neanche mai, capito? Fallisci. Vanno fuori dall'euro, tornano dentro, questi se ne fregano. Ci sono le nazioni che combattono l'una contro l'altra, l'una vuol fregare l'altra, vedi Germania, Italia, Francia, Italia e via dicendo. Non ha senso, hanno fatto un'Europa partendo dal tetto invece che dalle fondamenta. Vedo tanta confusione in questo problema, è una confusione fra anche i parlamentari loro stessi.